si dovrebbe pregare solo nel momento del bisogno, ma ci sono stati momenti nella nostra storia in cui la preghiera era l'unica e ultima speranza per superare situazioni per noi oggi impensabili. In questa antica villotta friulana che vi proponiamo, la spontanea e sincera preghiera della fanciulla che prega per il ritorno del suo amato rappresenta un'autentica dimostrazione di un amore eterno che neanche la guerra riesce a scalfire. Va da urli che